Amici bellini, il martedì delle palme. Sapete perché? Perché paiono proprio sembriamo, non dico paiono, sembriamo le palme. Benvenuto Sabba Sabba, siamo felici perché quale silenzio sta? Si parla, è come se si parla, Napoli parla. Cominciamo, va. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, ieri in live ci siamo divertiti tanto perché questa notizia, sono arrivati, capito, tweet e contro tweet, smentite, tutto immediatamente in live, e quindi praticamente anche la reazione vera e propria. Scusatemi, è un pacco TVP, è arrivato all'improvviso, lo apro insieme a voi a questo punto, poi parliamo di questa cosa di ADL perché è sfiziosa, eh? Ah, è sfizioso, io mi sfizio. Lasciate un like immediatamente prima che succeda tutto quello che non deve succedere, anche perché lo sapete che aumentano i dislike, quindi voi confrontatevi con i dislike e lasciate più like. Iscrivetevi al canale Telegram. Ho contattato quasi tutti gli abbonati per il passaggio al gruppo Telegram degli abbonati bellini. Se qualcuno ha qualche dubbio me lo faccia sapere. Mamma mia, che vi faccio vedere qua? Ve ne devo far vedere una, ma quale prendo? Vediamo un pochino. Vi faccio vedere questa. Guarda questa qua. Quest'altra pure. Mamma mia. Allora, vi faccio vedere questa, perché questa la stavo aspettando. Forse sono l'ultimo ad averla avuta in generale. Però anche voi, se ordinate da calciostore24.com con il codice sconto 1926, non abbiate paura, anche se con un po' di ritardo le maglie ad un certo punto arrivano. E quando arrivano ve le potete godere assolutamente. Burlesche. Ce la mettiamo? E guardate dietro che cosa ho fatto scrivere. Napoli 26. Potrete immaginare, vediamo se qualcuno ci arriva e me lo scrive nei commenti, l'altra maglia che vi farò vedere in un altro video. Come si chiama? Qual è il nome e qual è il numero? Me la metto addosso. È 1 e 2. E 3, con i cartellini e tutto. Bah, io vi devo dire la verità, non è male proprio, eh. È un blu che poi diventa nero con lo stemma in rilievo. Mi piace. Sapete dove trovarla? Calcio Napoli, assolutamente. Calcio Store 24, codice sconto 1926. Via, andate. Ma dobbiamo parlare di questa cosa. Guardate la nostra reazione live al tweet, eccetera eccetera. Guardate un attimo e poi riprendo la parola. Francesco ci riporta, credo, il tweet, credo ufficiale a questo punto, perché me lo stanno scrivendo tutti, che ha smentito su Twitter la vicenda di dei contratti. Quindi il presidente della Juventus non ha contattato la UEFA. Mi viene da ridere perché Guido l'aveva detto. No, a parte Guido, che vabbè, oramai lo sappiamo, non mi sorprende neanche più. Ma che velocità nello smentire una cosa che magari ci avrebbe anche fatto piacere. Cioè, capisci? No, assolutamente! ADL non ha contattato nessuno, non ci interessa. Comunque, ho uno scoop. Vai. Che volevo tenermi per me. Hanno rubato ieri il telefono De Laurentiis, quindi non poteva chiamare la UE. Piuttosto hanno hackerato il Twitter ufficiale quando esce sta cosa. Oddio, è bellissima sta cosa, perché c'è una diversa c'è una diversa attenzione, velocità e utilizzo della forma della comunicazione. Tu in quello ho capito che intendevi del Napoli e su certi argomenti altri. Hai capito? Il commento di Geno Lampa: ADL parla solo quando deve salvaguardare la propria immagine personale e ha ammutolito la società per tutto il resto. Ma al di là di ammutolire, cioè, mi sembra quasi come a dire che non si sappia che io sto intervenendo in una questione UEFA che potrebbe danneggiare la Juventus, il Barcellona e il Real Madrid. Che non giri manco la voce, smentiamo subito.
non mi interessa, sto bene in Europa League a quanto pare, cioè, è straordinario quello che vediamo e mi fa piacere essere live perché così vedete proprio le reazioni mie live a tutto quello che succede riguardo il Napoli, che oramai sono risate nervose. Io sto avendo un esaurimento nervoso, passatemi il termine perché l'esaurimento nervoso è una cosa seria, proprio a reagire a tutte queste cose qua. Allora, amici bellini, praticamente riprendendo insieme le fila di questa follia, il primo tweet che arriva è di Tancredi Palmeri che dice 15 ore fa, adesso che sto facendo questo video da voi sono più o meno sono le 7 del mattino, quindi 2 ore fa, insomma Tancredi Palmeri dice pare De Laurentiis abbia contattato la UEFA per capire le effettive possibilità per subentrare in Champions. Juventus-Napoli non finisce mai. Dopodiché arriva il twittone vero e proprio. Che io vi faccio leggere, ma ve lo voglio far leggere talmente bene perché ci sono delle risposte che sono più interessanti ancora. Vediamo se riesco a farlo un attimo. Amrabat. l'Amrabat, siamo trasparibili, è bellissima questa cosa. Il presidente Aurelio De Laurentiis non ha contattato la UEFA riguardo la possibilità nella prossima edizione di subentrare nella prossima edizione della Champions League. L'indiscrezione riportata da Bein Sports è priva di fondamento, e la cosa bella sono poi le risposte che vedete qui a fianco a me qua, sempre trasparibili. Il mio amico, tra l'altro responsabile di Instagram di Caffè Napoli 1926, Antonio, la dice benissimo proprio qua, vedi qua. Non si preoccupi presidente, il suo padrone Andrea Agnelli non la punirà per un'indiscrezione. E poi sotto, dovrebbe chiedere come mai la Juve, vabbè, questa è polemica. Anche se la UEFA dovesse squalificare la Juventus, dice Orgoglio Azzurro, il presidente Aurelio De Laurentiis presenterebbe ricorso immediato al TAS per l'ammissione del club bianconero alla massima competizione europea. Siete delle cose, vabbè, a sinistra Lombardo, a destra io, mamma mia. Ci sono dei bellissimi commenti, vi consiglio, andate, seguitemi, dove sta? Seguitemi su Instagram e iscrivetevi al canale. Sì. Che state aspettando? Siete completamente pazzi? Sì. Eh? Seguitemi su Instagram, anche su Instagram, su Twitter, @ValerioFluido, come vedete qua. Leggetevi i commenti, sono uno più bello dell'altro. Ragazzi, adesso voi mi dovete dire, voi a me, che tweet è questo? Che risposta è questa? Perché il Napoli è in silenzio stampa, ok? Però i tweet li fa De Laurentiis, e quindi io già vi avevo detto molti video fa che è un silenzio stampa fittizio, che era un silenzio stampa che riguardava solamente Gattuso e i giocatori su certi argomenti, perché poi gli stessi giocatori alla fine erano liberi di fare le loro storie su Instagram. Non era così quando ci fu l'altro silenzio stampa gli anni scorsi, perché Elmas fu multato, ricordate i tweet brutti, silenzio stampa fittizio, vero e proprio fittizio. C'è la petizione di Maurizio Zacconi, il Napoli parli, chiudiamo il silenzio stampa. Il Napoli parla, ragazzi, siamo noi fessi a pensare che il Napoli sia in silenzio stampa. Il Napoli rilascia interviste a una radio portoghese, perché De Laurentiis deve dire Conceição, quando mai? Non l'ho mai contattato, vogliamo un allenatore italiano, poi lo presentiamo. Allora, le interviste le rilasci, i tweet li scrivi, l'allenatore lo saluti, il nuovo allenatore lo presenti, i giocatori possono postare qualsiasi cosa che riguardi la nazionale o riguarda il loro rapporto con Gattuso, però non possono parlare di quella partita e del finale di campionato. E quando succede una cosa che è un'indiscrezione riportata, dice probabilmente pare che abbia telefonato alla UEFA per chiedere chiarimenti e notizie eccetera eccetera, subito, immediatamente smentiamo categoricamente, non abbiamo telefonato a nessuno. Ma che mi significa questa cosa qua? Una volta che un'indiscrezione poteva anzi riconciliarci con la società, perché io dico, ma vedi che magari lo fa in separata sede, lo fa nelle dovute sedi, no? Chiede, magari si informa negli uffici, nei palazzi giusti, per essere in anticipo, per sapere se deve fare un mercato di livello oppure un mercato inferiore, perché si muovono parecchi soldi, si muovono una quarantina di milioni. Ci sarebbe piaciuto, io avrei fatto un video, bravo De Laurentiis, speriamo che questa indiscrezione è vera e che ce la stai facendo sotto al naso a tutti quanti, che sei là sul pezzo, che stai controllando. E qual è la tua risposta? No, non abbiamo telefonato nessuno. Quando mai? Come il fatto di JP Morgan, io dormivo, non ho telefonato a nessuna banca JP Morgan. Allora mi dite voi che cosa significa questo?
è la cosa di Agnelli, è sempre stare sotto ad Agnelli, il padrone del padrone, perché Agnelli è il padrone del padrone, per De Laurentiis, sempre stare lì, non ci permettiamo proprio. Ascoltami Juve, io De Laurentiis non mi permetterei mai di telefonare alla UEFA e di chiedere se voi siete ammessi oppure no. Non ci permettiamo assolutamente, fate le cose vostre, noi vogliamo andare in Europa League, questa è la risposta che mi dai, che vogliamo andare in Europa League, che se il Napoli ha steccato l'ultima partita tu hai stappato una bottiglia di champagne, perché quei 40 milioni che ti arrivavano significavano dover probabilmente confermare certi ingaggi, comprare dei giocatori all'altezza per farla la Champions League, e invece, come vi ho sempre detto ragazzi, non è un problema, perché se il Napoli guadagna 50 probabilmente ne spende 10, se il Napoli ne guadagna 5, ne spende 1. Il rapporto sarà sempre lo stesso perché il fatturato non cresce. Allora quello che tu trovi a terra con le qualificazioni Champions in Europa, quello è il di più che poi spenderai. Se il Napoli, puta caso, non guadagna nemmeno i soldi dell'Europa lì, non li spende. Vendiamo delle pedine, dobbiamo stare sempre lì a galleggiare perché non si fa rischio di impresa. Va benissimo, non falliremo. Probabilmente non falliremo perché i tesoretti ci sono, e meno male che ci sono. Io ho sempre fatto un plauso alla gestione economica adeguata e non rischiosa, perché poi ti fa fallire se sbagli un paio di acquisti pesanti. Se avessi sbagliato Simen, se Lozano poi vai sotto sopra perché non te li puoi rivendere e ti restano sul groppone, come molti giocatori ti sono rimasti sul groppone con ingaggi pesanti che non sei riuscito poi più a liberarti. Bene la gestione economica, ma poi la gestione sportiva. Mi devi dare gli obiettivi a inizio stagione, mi devi dire abbiamo preso Spalletti perché vogliamo andare in Champions. A me non sembra da questo atteggiamento del tweet che tu vuoi andare in Champions come un pazzo. A me sembra che sta bene così, che se capita e capita va benissimo e te la prendi la cosa e fai gli investimenti di conseguenza. 50 ne spendi 10, ma se non capita bottiglie di champagne, si risparmia di più e siamo contenti così. Non sia mai il Dio che tu veramente ti informi, chiedi assicurazioni. Non dico che devi chiedere le dimissioni di Rizzoli, perché lo dovrebbero chiedere tutti i presidenti, quindi non me la prendo solo con te. Però Mazzoleni ci continua ad arrivare, Orsato invece all'Inter non c'è andato più. E quando succedono le schifezze, io faccio un solo esempio di schifezze, gli ultimi, non considero nemmeno quelli iniziali, ma negli ultimi basta considerare due cose. Osimhen tocca la spalla di Godin, è fallo e il gol viene annullato. Tocca la spalla, è fallo, viene annullato. Mertens viene spinto a due mani da quel cristiano, non è fallo e non succede niente. Bastano questi due episodi comparati per far scattare una società in piedi e dire ragazzi, ma di cosa stiate parlando? Di cosa stiamo parlando? Per questi due episodi che sono assolutamente comparabili noi abbiamo perso probabilmente 2 punti con il Cagliari e abbiamo perso 2 punti col Verona, 4 punti in più, il Napoli secondo in classifica. Ciao, non ci vuoi arrivare secondo in classifica, devo pensare che non ci vuoi arrivare, perché ho sempre avuto il dubbio, ho sempre difeso la società con quelli che dicevano quello non vuole vincere. Ragazzi, ditemi voi nei commenti come si sta comportando il Napoli e come ne usciamo. Non so veramente più cosa dire, sono esterefatto, sono anche divertito, ma purtroppo questo è. E quindi non siamo in silenzio stampa assolutamente, si parla, e si parla anche in la tempestività di certe frasi e di certe risposte. Assolutamente no, non ho contattato nessuno, state tranquilli nelle altre stanze che noi i bastoni tra le ruote non ve li vogliamo mettere, fatevi le vostre cose, non sia mai, riprendetevi allegri, fate le cose vostre, il Milan e chi lo raggiunge più il Milan, l'Inter, ma chi lo raggiunge più l'Inter. Devi vedere solamente se vuoi fare la lotta con l'Atalanta che sta sempre più avanti per organizzazione. Tu l'Atalanta la dovresti studiare e imitare per organizzazione società. E poi tieni un occhio sempre alla Lazio, se viene veramente Sarri che si è preso un po' di giorni per rispondere, e la Roma con Mourinho, e vedi un poco se te la devi giocare con Udinese, Sassuolo e Fiorentina. Lo dico adesso che è martedì 6 giugno, martedì 6 giugno te la devi vedere con Sassuolo, Udinese e Fiorentina. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Non mi chiamate pessimista, non mi chiamate seccia nera, non lo accetto, non lo accetto. Io vi dico semplicemente i fatti, e i fatti ci dicono questo. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare. Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. mi ricordo come mi chiamo.